Ben ritrovati gentili amici della casa editrice Cuzzolin, quest'oggi in compagnia del professore Alfredo Imperatore. Salve professore. Buongiorno. Per presentarvi l'ultimo lavoro del professore Imperatore, Il bello delle parole, facciamola vedere, della collana Neapolis. Professore, dicevamo questo non è il suo primo lavoro, bensì il quarto lavoro, il secondo che pubblica con la nostra casa editrice. Il bello delle parole. Da dove nasce questo progetto editoriale e qual è il bello delle parole? Praticamente questo soggetto editoriale segue il percorso che io ho avuto con gli altri 3 libri che ho scritto. Non è un libro di etimologia, ma è un libro particolare, nel senso che rappresenta il percorso etimologico di alcune parole, da dove nasce una parola e perché ha quel determinato significato. È fatto di parole napoletane prevalentemente, però riguarda anche alcune parole italiane, qualche parola latina, e le persone che compreranno questo libro certamente si divertiranno a vedere il percorso di tutte queste parole. Allora, professore, andiamo subito entrando nel merito. Adesso c'è Natale, proviamo anche a immaginare una situazione conviviale nella quale con il libro Il bello delle parole si vanno a spulciare quelle che sono alcune parole in uso corrente e anche della nostra lingua napoletana. Andiamo subito nello specifico. Una delle parole napoletane più usate e che possono essere anche più simpatiche per l'esempio. Per l'esempio io posso portare zantraglia. A Napoli, quando noi vogliamo offendere una persona, diciamo che è una zantraglia. Da dove viene questa parola zantraglia? Tra le varie occupazioni che sono state a Napoli, stata quella spagnola, quella francese, durante il periodo di Giuseppe Napoleone, le soldataglie francesi usavano ammazzare gli animali e buttare l'interiore di questi animali, le mucche, dei maiali, alla povera gente. La gente si accapigliava, specialmente le donne, si accapigliavano tra loro per prendere queste povere razioni che davano i soldati. In francese l'interiore si dice les entrailles. Allora che facevano questi soldati? Prima di buttare l'interiore degli animali da sopra alle mura dei loro torrioni, gridavano les entrailles, e le donne accorrevano a prendere questo interiore degli animali. Ovviamente si accapigliavano tra loro per poter prendere quanto più roba era possibile, e da questa fatto da questo episodio noi quando vogliamo offendere una persona diciamo zantraglie, cioè è una persona del basso popolo, o addirittura zantraglie in napoletano ha anche il significato di donnaccia, proprio riferendosi a tutte queste pratiche che si facevano all'epoca. Voglio dire una cosa, questi oltre che l'interiore, specialmente dei maiali, buttavano anche la testa e le zampe, e queste ancora oggi, fino a diciamo qualche decina d'anni fa, c'erano i carnacuttare. Chi erano i carnacuttare? Quelli che prendevano, bollivano la testa e i piedi, cioè praticamente un vero mousse che si usava a fare una volta, e ancora oggi ci sta qualche carnacuttare, insomma in qualche zona più periferica di Napoli, più centrale, diciamo così, verso Forcella, e questi piede e mousse era condito con semplicemente con del sale e del limone. Io ricordo che quando ero ragazzo andavo a prendere un poco di questi pezzi e li trovavo abbastanza